il 27 marzo noi avremo a tutti i pazienti selezionati fatto la prima dose e cominciamo con il richiamo, quindi finire il ciclo di vaccinazione dei pazienti che sono stati chiamati la prima volta il 6 marzo, per concludere tutto il 17 di aprile. Per metà aprile l'Istituto Oncologico Veneto concluderà la tornata di vaccinazioni sui primi 300 pazienti oncologici e oncoematologici selezionati come prioritari. Le somministrazioni del siero Pfizer sono iniziate il 6 marzo scorso nelle sedi di Padova e Castelfranco. Domenica 20, oltre ai pazienti in chemio, verranno vaccinati anche i primi 400 che sono attualmente sottoposti a radioterapia. In Veneto sono circa 177.000 le persone considerate pazienti oncologici. Tra questi ci sono molti guariti, la gran parte però sono soggetti considerati a rischio. I pazienti sono stati individuati tenendo in considerazione la situazione clinica, dando precedenza a chi sta svolgendo, a chi deve iniziare e a chi ha concluso la chemioterapia. I dati sono stati ottenuti da uno studio condotto dalla rete oncologica veneta durante la prima ondata di Covid. Il 78% dei pazienti oncologici in trattamento si ammala con sintomi, a differenza della popolazione generale, che il 77% di questi pazienti necessita di essere ricoverato per questa sintomatologia e addirittura il 6% necessita di essere ricoverato in terapia intensiva e purtroppo 1 su 3 muore in seguito alla malattia acquisita da Covid. L'adesione alla vaccinazione è stata alta e ha raggiunto il 95%. Lo step successivo, con l'arrivo delle nuove dosi, includerà i nuovi pazienti che devono iniziare un percorso oncologico e forse anche quelli del cosiddetto periodo di follow-up. Nel frattempo, la buona notizia è che con la campagna vaccinale dei sanitari, entrambe le sedi dello IOV, Padova e Castelfranco, sono Covid-free. Si registrano infatti 0 contagi tra i dipendenti e i pazienti.